TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Poco dopo le 5:30 di oggi, martedì 15 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4, poco prima dello svincolo per Spinea in direzione Trieste, per l'incendio di un mezzo pesante che trasportava ricambi per auto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'autista durante la marcia si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso riuscendo a staccare la motrice mentre le fiamme avevano già interessato il semirimorchio. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse da Mira e Mestre con un'autopompa e un'autobotte, hanno spento con la schiuma il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica. Sul posto il personale di autostrada e la polizia stradale. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Ancora cronaca. Nell'ultimo mese i carabinieri, nell'ambito di controlli antiborseggi nel centro storico veneziano, hanno denunciato 14 persone, di cui 3 stranieri senza fissa dimora, poiché ritenuti presunti responsabili del reato di ricettazione, in quanto sorpresi a Piazzale Roma con effetti personali e denaro contante, presumibili provento di un furto denunciato poco prima da una turista. Nella circostanza, uno dei 3 stranieri è stato inoltre denunciato a piede libero anche per porto di oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di uno spray al peperoncino. 11 stranieri inoltre sono stati denunciati 11 stranieri senza fissa dimora per violazione del foglio di via obbligatorio disposto nei loro confronti per reati predatori, come i furti con destrezza per intenderci, in quanto rintracciati in prossimità dell'imbarcadero dell'isola del Tronchetto e Piazzale Roma. Parliamo di sanità e di una bella iniziativa. Ammontano a ben 3.000 euro le donazioni effettuate lo scorso 22 settembre in occasione del motoraduno che si è svolto tra San Donato, iniziativa della locale sezione Avis e dell'amministrazione comunale, con il patrocinio di ULS 4 e dei comuni attraversati dalla manifestazione. L'evento, svoltosi qualche settimana fa con ritrovo e partenza da Piazza Indipendenza, tappa al Museo Batteria Pisagna e Cavallino Treporti e ritorno, aveva visto la partecipazione di oltre 200 motociclisti. È stato quindi un successo di adesioni, così come i proventi raccolti dalla solidarietà dei motociclisti. La donazione contribuirà all'acquisto di un ecografo pediatrico portatile da utilizzare direttamente nella stanza di degenza dei piccoli pazienti della pediatria di San Donato. E concludiamo con lo sport. Si sono appena conclusi i campionati mondiali giovanili di karate, in scena a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre. In tutto 1995 atleti provenienti da 109 nazioni di tutto il mondo si sono sfidati in un evento storico. L'Italia ha infatti ospitato il grande karate dopo 16 anni di assenza. L'Italia è da record dal punto di vista sportivo, perché la squadra azzurra mai era riuscita a conquistare 5 ori e 15 medaglie complessive in un mondiale, ma è da record anche dal punto di vista organizzativo, perché così tanti atleti avevano partecipato a un'edizione della rassegna iridata WAKF. Così Jesolo per oltre una settimana ha ospitato migliaia di persone. Solo il settore alberghiero ha fatturato circa 2,2 milioni di euro, cifre a cui si somma l'indotto per il territorio, i negozi e la ristorazione, per un totale, dicono gli organizzatori, di circa 4 milioni. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.